presentata, cronaca di una morte annunziata di Gabriel Garcia Marquez. Oggi non spregiamo in mano, essi come Pomorgia, Cronica 6, che santa può dare proprio di questo libro, un libro che ha tradotto un sardo e Pomorgia e tutto, Dio se vuole viso che non vi conoscete. Cronaca di una morte annunziata, Dio ci verrà lavoro, sperando che si passa da un giuzzi, entrare su Brio, se ci manca di lei questa basca di oggi, naturalmente. Innanzi di guardare sul libro, ho arrecodato che all'estero le ragioni di queste presentate. La ragione si chiama una stata rotta, se io sono incingiato questa rassegna, che ho arrecodato all'estero, potete che non gane tempo, insomma, che si può provare a ragione del suo pari. Saproloco impara a fianza normale, festa, sagras, e poi innanzi questa questione della lingua sarda. Una lingua che ha regolato tutto su essere rischiando dei esperti, ponnege dell'educazione che a Chicago, manca ora oggi, cicca da desi convinci che scetti satros antiproduce la cultura e dunque la storia, è una lingua importante e degna dessa scuola. Quando non usatros, naturalmente, intendono i dottos, foras dei sardos. E dunque se continentali, americano, francese, tedesco e ci seguendo. Noso, i sarzo, sa scuola della nostra non esisteuso. Poi vorrei del noso, cosa non crede, tocca da fare sul progetto a patti. Dunque se questa presentata sono fatta pure vostro un buai, a sua di queste importanti questioni importanti, che è l'educazione dei figli nostri. Naturalmente lo potevo pure vostro pregare in mano, che si a fare. Ha fatto di questa politica disgraziata, che si è fatto da in Bregungia di voler essere lingua nostra, e in pari si è preso di Bregungia, non è tutto, prendosi del sentito del Bascese, come dire, complesso di inferiorità culturale in mano che è un monte, che si trova ad andare innanzi, parisi ai altri popoli normali, e che dunque si va dando meda. Anzi, io credo che questa sia una delle ragioni, perché di affari non si usa, ma che viviamo su una terra di una bellezza stravanata, ma che sia una terra abbastanza ricca, ma che sia una terra con una densità di popolazione bassa, tenendo una sua economia scoscimingiata e messo sperdia. Ma come alle poi io ho più coscienza dell'importanza di questa lingua nostra per noi. Mancare se non devi avere coscienza, per me è scelto sul primo passo, non basta. E poi documento su fumatori che scedi che su fumare fai danno, ma questo non basta arrivare a sai su fumare. Dunque, il protagonista di questa presentata è la letteratura sarda, fuori da sarda naturalmente. Una letteratura che ha regoto che in questi ultimi anni ha fatto passo in mano innanzi. Si scrive riviste, giornali, libri, traduzioni di altre opere, savios, saggi. Però manca il gusto e i giornali non descritti e su proprio la televisione non dinanta. In cui entro a canto pare ho scelto di cantare e guardare in sardo. E questo già è susino dell'importanza che il sardo su donta e su soro. Dunque, se posso parlare sul libro di oggi. Cronaca della morte annunziata, come stavo già in questo libro del premio Nobel, Gabriel Garcia Marquez, sudamericano, colombiano. Magari si piace da considerare, magari sia letteratura sudamericana, si piace da considerare perché lo sardo lavoro del sorrido fuori avanzardo. Este isso, con 8 mela, poi ha scritto pure 100 anni di solitudine, 100 anni di solitudine in sardo di Osannai, Samori a suo tempo di sua era. È esponente romano di questo movimento letterario che pica sul nome del realismo magico, che secondo la definizione che ha pagato è la corrente letteraria latinoamericana che dà una voce all'anima di questo logos. È incominciata a capo degli anni 20, ma nei anni 60 che l'ompie dal suo massimo sviluppo. Costumanze, questa storia, questa vita di ogni giorno, si misturano questa magia, a fattugi e superstizioni. In questo contesto, che si sia dato reale nel sentito che pare da parte a altre realtà, in un tempo che passa lento, prio. Questa realtà di parallela traga sul lettore a non ti un suo tempo, e in cui deve fare sante torre. Con questa verità, leggendo sul libro di Ivo, io non scedi che questo autore è sudamericano, di poi pare che sul libro è sardo. Sardo con scrittura, sardo con ambientazione, io sannai. In cui deve essere descritta questa bella scena dessa goia e dessa picchettata a mano, dessa scialla, e poi ovviamente questo mouse a fare in nome nostro ancora. Su Brugno, su Zobi, su Basca, sul tempo su che passa lento,
i cani sempre sapendo, come in via Puglia vivevo dopo, no? Insomma, tutti gli elementi si fanno i parri sul libro sardo. Oppure una cosa in piace a me, la gente che mancai sulle minacce a Senna, si scarancia dove livello a Senna, con Biggie Dwesti in trend su vicino, tutte scuse e scuse, però poi non vi ho nulla. E dunque, furono scelti i nomi delle persone, dei logos che si innanta sul libro, in realtà non è sardo. Se tu fai parlare sardo, deve essere come dire, opera di Ivo puro, Ivo è stato bravo traduttore e io sono depeso questo bello traballo. In pago fuori, da una scelta di fare su questi intrecci, si raccontare Veronica e Ivo. E su conto di questo giovane, un bello giovane, arabo, Santiago Nazar, poi dovremmo arrivare a corravate i femmine. E per questa ragione pure Cappas è stato accusato di disonorare o Vicioc. E per questa ragione suo video ci dà boga. Si stornta, sta la prima notte con e tutto. Avete detto una bella stipe corpus. E i fratelli della sposa, che erano Ceris, ma ce l'hai, ci più su fatto, ci canta di girare vai vagai. E li torrai a sapori. E sta sentendo in giro, a reo, a rosaia sambusciacca, imbriacoso. Ci canta di voglio sperdi, come te non sul libro. Poi Santiago Nazar, allora ci salvai o no, si non scoppiai Ivo e Veronica naturalmente. Deo, posso andare con un libro che appoggia lì giù scantando fai, un bello un libro che mi ha dato a pillo un sarregodo, un montone di fuori su scarescius, e che mi ha fatto comprendere di avere, se canto sia da ricca, sa lingua nostra, in su verdade di ogni dì. Un verdade di ogni dì che in sul libro però ci credo che si fa in lingua scippia, lingua letteraria, adesso ora che è la traduzione del premio Nobel, uno dei massimi autori mondiali sicuramente. È una lingua che sto perdendo, poi da sempre l'accento bruzzo basso, italiano, che prendendo tutto il logos. Eh, una cosa che ho che tradusi è attimava e traballosa poi non è scetti a linguas, come ti tocca da fare sicuramente, ma tocca da te pure su dono di questa scrittura. E voi noi da mostrare da te di avere una quantità di mannas. Poi provare a usare di tutto, provare a tradurre che le sia paginetta, mezzo paginetta, devo che le sia il libro. E se ne sa che non è stato facile a tradurre. C'è qualcuno no, che ha fatto il corso di sardo e ci ha fatto, non ti provavo a tradurre. E ci insomma con un altro problema, come è normale che sia. Eh, mh, Prima di passare su quella Ivo e a Veronica, dopo può presentare meglio su cosa che fonte, insomma. Ivo Murgia è sto giovane, un laureato in psicologia, con studi su e master in lingua sarda all'università. Traballa da anni su me da messo ufficio linguistico e dunque sei esperto di sardo e impara pure su sardo mai scorso. Tieni un blog in lingua sarda, un sito internet, anzi su me lo blog in lingua sarda, so di noi. E dunque su me lo blog in lingua sarda sul mondo. Tutto questo che dicevo devo se manco. E già questo è un record. È un blog che si va a dire novas che punti a fuori della lingua nostra. È un blog molto importante perché non si ha da accostare a scrittura della lingua, perché non ci va in scuola. Fa parte del suo comitato scientifico questa norma campidanese, che è una proposta importante, questa normalizzatura del suo campidanese, proposta che è stata applicata, adottata dalla provincia di Castello, ed è una cosa importante. Altra cosa, ha vinto scanto premio letterario in lingua sarda, fa trasmissioni in radio, radio press, e dunque uno garrendo di anno su me la lingua nostra. E infatti traballa, infatti penso che viva pure questa lingua, una cosa importante, perché questa lingua nostra si deve salvare, penso che si deve salvare, certi che gli do rauso questa funzione sua, sociale e economica. Del resto, se italiano, vedete che ovvio